potuto constatare che i circuiti sono pronti, addirittura qualche gara in qualche circuito è già stata fatta. La nostra gente sta bene, gli sci club come si può dire, sono entusiasti, non vedono l'ora che i calendari partano. La sponsorizzazione del circuito Allievi Ragazzi per il Fondo, che è stata veramente è una novità assoluta. Abbiamo trovato un'azienda trevigiana disponibile a darci una mano e siamo perfettamente soddisfatti, e sono sicuro che tutto il mondo dello sci nordico del Veneto lo è altrettanto. L'8 gennaio saranno 100 anni che l'UE di Treviso esiste, ma le celebrazioni avranno il clou con il svolgimento della finale regionale del campionato italiano allievi ragazzi, che designerà le compagini che farà parte della rappresentanza veneta ai campionati italiani. Le gare si svolgeranno a Trapecol, Di Zoldo ed Alleghe, con le discipline tecniche in Alleghe e le discipline veloci in Zoldo, in Valzoldana. La caratteristica particolare che mi piace segnalare di questo evento è che, oltre alla premiazione fisica con la medaglia o la coppa che verrà targata Net Insurance, ci sarà uno zaino di sport, una iniziativa economica a sostegno dei ragazzi. Lo sport ha un valore morale ed etico nell'ambito del rapporto con la società che è estremamente importante, e lo sport inizia a generare valore già dai primi anni della vita dei ragazzi e delle ragazze e li fa crescere in un contesto pulito, sano e valoriale, a cui noi come Net Insurance diamo molta importanza. Negli anni precedenti siamo andati molto bene, i numeri hanno sempre tenuto, i ragazzi partecipano volentieri a questo circuito, che è un circuito unico in sé, in quanto siamo l'unica regione che è stata capace negli anni di portare avanti un circuito di gare per i giovani, dove per i veneti già da anni facciamo delle premiazioni con delle borse di studio riservate ai primi tre delle due categorie, maschi e femmine. E da quest'anno ci sarà una premiazione generale su tutti i partecipanti, anche quindi delle regioni limitrofe che verranno. Questo per invogliare appunto anche le regioni limitrofe alle nostre, quindi il Veneto, l'Alto Adige, il Trentino, a partecipare con più assiduità al nostro circuito.